visto Castellammare sotto sotto, ma siamo arrivati dove la coscienza ci comandava ad arrivare. Potranno negare l'evidenza. Questo materiale costato sarà. Il padrone del baraccone ha capito che non l'avevo pagato a qualunque prezzo, ma assicuro, ne vale la vita. Vale la vita. Bravo, bravo. Mi raccomando però, quando io vi chiamo a Ghiulo, dovete correre, dovete tenere il materiale pronto. Non c'è problema, noi mettiamo tutto qua dietro, quando ve le chiamo, noi veniamo. Bravo, bravo. Ma no, come no? Tenete. Poi per tutte le spese che avete fatto, fate malissimo che me lo vedo io. Va bene, grazie. Vediamo roba programmata. Però ci sta Nino, non vi preoccupate. Andiamo. Perché se viene qualcuno non voglio dare nessuna spiegazione. Vieni. Andiamo. Grazie. Tu sei grazie. Ah, città grazie, non si preoccupare. Sono sicuro che dopo il fatto 5 giorni fa, il barone prova risentimento verso i miei confronti. Potete capire che la città in indeffiata. Hai sta tutta la famiglia, ci sta fatta roba sopra. Non ti preoccupare, grazie, potremo trattati bene. No. Grazie. Ma insomma, che cos'è questo tiro e molla? Caro barone. Caro Barone. Perché siamo fratelli? No, ma io non volevo. Io non volevo stare sì. Ma come ve lo devo dire che qua non vi voglio? Che quando un gentiluomo dice una cosa deve essere ascoltato. Caro Barone. Ma come io sforzai l'incendio? Lo stato l'incendio. E perché tu non fai un pompiere? O forse il pompiere lo faccio io. E tu sei il barone. Sei il barone tu. No. Tieni le palle tu sul brasone. No. E guarda, ti tengo 3 palle un po' più brasone. Caro barone. E poi, sforzando l'incendio nella casa di un barone, perché una grande cosa hai fatto la metà del tuo dovere. Ti capi? Vabbè, ci capite tutte cose, eh? Voi per questo siete venuti, è vero? Mettetevi là, sotto la soglia della porta. Non state qua nel salone che c'è stanno i notte. Fai una cosa. Voglio essere generoso. Adesso c'ho un po' da fare. Mi devo profumare, mi sono dimenticato, vedi? Il fazzoletto. Mi devo mettere un po' di profumo sotto le scene. E poi tornate fra, diciamo un'oretta e mezza, va bene? Sì, va. Tornate fra un'oretta e mezza e vi dirò qualche cosa. Ho visto? E tu lo forza sei voluto con noi? Non ti preoccupare. Il grano sta ma da tocca. Ah, ma se più tardi succede un miracolo, può essere che c'è l'unica cosa io ho visto. Guarda miracolo. Cinque giorni fa, a due per la mezzanotte, tanto la stanchezza, l'ha subito per gli esteri. Quando tutti assieme mi accumparisce una bella figliola, tutto vestito bianco, e mi dice: Rusina, non chiagnere, non ti prendere collera, pochi giorni ancora e le tue pene saranno fernute, perché diventerai ricca. Senti qua. Ti devi giocare il biglietto dell'incendio che c'è stata alla casa del barone. Più grande sarà la puntata, più grande sarà la vincita. Buona fortuna, buona fortuna. No, è scumparetto. La cosa sta un suono. Ma quale suono? Che era una femmina vera, era la fedele mandata la madonna come protegge. Io volevo io qua, ma non te ne avevo nada. Non è uguale. Oh. Ma gioventù, 2 sensi, mi faccio mettere sera a castellare ramo e un vestito tutta domenica. Come si Ma nella torta dire, senza perdere tempo, ci dopo 8 maggio 4. 8 a fuoco, 17 anni schiatti, 26 giornate e 90 paura. Potevo pigliare una quadra! Rosina mia, io non so se siamo nati per questi giochi. L'unica cosa che saccio è che ci perso questi da mirare un bene. Che fai, che vecchio! Ma che parecchio adesso? No, da poco. Tu sei sarami. Mica, frato mio. Voi avete fatto preparare una cesta di biancheria nuova.
E tante provviste. Grazie, Shake. Ma no. Mica, ma tu sei sicura che tu sei? No, 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 vieni pure tu, dopo te esci dalla porta della cucina. Andiamo, se no che non vede gente. Facci un po' di uscita. Dice bene quel proverbio latino, giocatore innamorato stanno sempre disperati. Io pure il vizio del gioco dell'otto non l'ho potuto mai perdere. È vero che gioco poco, ma pure quel poco fa porta uno spostamento. Mi sono giocato il biglietto dell'incendio, 8 fu 17 alla disgrazia e 46 mobili. Ci ho messo sopra 2 pezzi da un soldo. Quelli escono certamente. L'impiegato me l'ha assicurato, ha detto se volete vi tengo su una casa. No, non c'è bisogno, siete una persona seria. Però ha voluto pure 3 soldi e gliel'ho dato, quello se le meritava. Dunque, che bella cosa. Per prima cosa sì, ma voglio fare un bello vestito nuovo perché chi ormai se ne chiude. Un bel taglio di stoffa inglese. E un gusatore. Chi lo barone l'ha già fatto schiattare. E poi vediamo un po'. Un bello ritorcio d'oro. Ma io non lo so leggere, ma non mi interessa. Una bella catena d'oro. E poi vediamo un po' che ci posso mettere. Un bello berlocco, una cape morta, nutritrice, un corno, ma sempre d'oro. E poi, la cosa più importante, voglio fare un po' di beneficenza, sì. Ma voglio rapire un mondo di pietà dove la gente è costretta a portare tutti gli oggetti e tenga il diritto di non restituire niente più. Chi è? Il padre ci sta. Un'altra volta. Sì, il padre ci sta, magari non sacci come va bene. E ridano poco, figlia mia. Il riso è finito. E arrangiamo che fa su. Dove sta Virginia? Dove sta? Sono venuto a portarle tutte le lettere. Stamattina ne ho lette uno alla volta e mi è venuto un pianto così forte, ma così forte che quasi non respiravo più. Ragazzi, che mi sono giocato l'umbro tu porti sfortuna. Perderai allora. Traditrice, assassina! Tradirmi in questo barbaro modo. E tutte queste lettere mi aveva mandato. Sì, guardate quante ne sono. E questi invece sono i suoi ritratti. Ma dove stai andando? Vado a Bascia Maria, vado sotto la luce che vedo meglio. E che sei tutto brore, tu? Sì, guarda quanto è bello. Questo me lo dite bello. la prima volta quando ci siamo conosciuti. È bello. Quest'altro invece, guardalo. Quest'altro invece non me lo dite più di 2 mesi fa. Vabbè. E quest'altra? Pure la sua, questa qua? No, lasciala stare, questa. Perché? Questo è il ritratto di mia madre. Avevi sfortuna, stai zitto. Cara mamma, non sai quello che sto passando. Senti un poco, ma il tuo padre come si chiama? E di mio padre non conosco né il nome né il cognome. Ma come, il cognome non è Sciosciamocca? Ma no, Sciosciamocca è un soprannome che mi diedero i miei compagni di classe. E perché? Perché stavo sempre con la bocca aperta così. Ho capito, bocca aperta. Vieni, mamma, vieni. Eccomi qua, sto qua. A te servo, la baronessina Virginia che fa? Sì, che fa? Sta facendo la cazzetta. Fa la cazza, ma che dici? Non vedi che sta scherzando? Scherza! E perché scherza? Chi gli dà la libertà di scherzare? Ma io parlerò io col padrone di casa e gli farò vedere che sorta di lezioni gli farò avere. Uè, senti, con che mi sposo la baronessina Virginia, tu da questa casa scomparirai! Ma vedete che invece te scherza con me, col marchesino Zoccola, o succulin! Non ti permettere più, se no io ti schiaffeggio! E stai zitto!
chiama? Zuccolino, se la pazza. Il marchesino figlio ha ragione. Tu sei un servo e devi stare al tuo posto. E ringrazia la tua buona stella che non ti ha fatto niente. Dai, vai a chiamare la baronessina. Falla venire qua e digli che la voglio vedere perché le devo parlare. Va bene, vado subito. Prendiamo a caffamare. Caro Don Felice, Cara Marchesa, e dove andate? Venite qua. se permettete un appuntamento devo andare. Non è educato lasciare una giovane sola. Una giovane. E vedete, ho un amico che mi sta aspettando. Non mi fate tardare troppo. E fatelo aspettare un poco. Venite qua, sedete vicino a me che vi devo dire una cosa. Voi siete maestro di calligrafia, non è vero? Per servirvi. A favorirmi, a favorirmi. Mamma mia, quanto è brutto. Siete un simpatico giovane, sapete? Grazie, è bontà vostra. No, è così, è così. Ma è pazzo. E voi casa mia la sapete? No, Io abito. al manicomio. No, io abito al vicolo della Zecca, numero 171. Ah, Vi ho detto la mia abitazione perché vorrei che mi deste lezione di calligrafia. Quanto vi devo dare per 8 lezioni al mese? e di solito mi danno 5 lire. Voi però me ne darete 4. 4? Che 4 e 4? Voi meritate 100 lire a lezione. Ah, 100? Ma sono troppi, siete troppo gentile, troppo buona, cara Marchesa. Siete voi che siete buoni. Che bella mano che avete. Grazie, grazie. Gli occhi sono 2 stelle. Grazie, grazie mille. E basta. È inutile perdere tempo. Io sono franca e chiara. Io vi devo dire una cosa che non posso tenermi più. Io devo dire. Virginia sta là. Questo è il momento. Dite, caro. Sì, e prima stavate di qua e adesso vi trovo di qua. Ma dite, carissima mia Marchesa, cosa mi volevate dire? Sapete, io sono vedova da 19 anni. Oh, povera la mia Marchesa, vedova da 19 anni. Sì, e siccome io fino adesso non ho pensato a prendere di nuovo marito per non urtare il mio figlio, il quale però adesso, siccome si ammuglia, non ha più niente a che fare con me e non avrà più niente da dire se io prendo di nuovo marito. E certamente, che bello, che bello. E poi possiamo fare una coppia veramente invidiabile. Sicuramente, guardate, sicuramente. Non appena si sposa mio figlio, subito dopo ci possiamo sposare noi. Ma sì, non vedo l'ora. Bravi, bravi! Questo matrimonio sarà una sorpresa per tutti. Una sorpresa e perché? Ma sì, una sorpresa. E perché una sorpresa? Avete fatto le cose di nascosto, nessuno si era accorto di nulla. No, è stato un amore platonico, ma adesso ci siamo dichiarati, vero? Sì, è stato un amore platonico e adesso ci siamo dichiarati. Bravi, bravi, così si fa. Signora Marchesa, mamma mi manda a dire che vi aspetta di là. Sì, tu permetti, felice mio? Certamente. Andiamo. Mamma mia, quanto è bella! Mamma mia! Andiamo. Ora aspettati, Sicuramente, tesoro mio, ti aspetto a braccia aperte. ti voglio vedere tosto.
Farò il possibile. E vai. E vai. Complimenti! Fate veramente una coppia eccezionale. La sposa sarà vecchia, ma la vecchiaia è sempre rispettabile. In questo voi non ci dovete entrare. Pensate a sposarvi il marchesino, che non sarà rispettabile neanche quando sarà vecchio. Tu hai messo gli occhi sulle ricchezze della marchesa. A me il denaro non mi ha mai fatto né caldo né freddo. Come siete stupido. E divento più stupida io se vi sto a sentire. Uscite e non mettete mai più piede in questo palazzo. E me ne vado. Quale motivo avrei ancora di rimanere qui in questa casa? Una volta venivo a darvi lezioni di calligrafia. Quando mettevo piede in questa casa mi dimenticavo di tutto, anche se non avevo mangiato. Venivo qui e mi sentivo sazio. Quando iniziai a capire che anche voi provavate amore nei miei confronti, in testa a me pensavo: mi vuole bene, mi ama, mi sposa, e quando sarà mia moglie io non ne farò mancare mai niente. Ma mentre io facevo progetti, mi fecero sapere che vi eravate innamorata di un altro uomo, del marchesino Zoccola. Queste sono le vostre lettere, questi sono i vostri ritratti. Date tutto al marchesino, date tutto a lui. Per quale motivo le dovrei ancora tenere io? Mi avete mandato il cappello stretto e scarpe che non mi vanno neanche. Non la voglio la vostra elemosina, e io in questa casa non metterò più piede. Arrivederci. Aspettate, non mi permetto di uscire se non quando avete ascoltato me. Come siete ridicoli. E come sono pentita di avervi dato confidenza. Nel momento stesso che ti sei convinta di aver trovato l'eccezione tra una massa di egoisti pronti per fare di te una schiava, ti devi ricredere, perché gli opportunisti, gli ipocriti, i poveri di spirito, al momento opportuno sanno facilmente travestirsi da mosche bianche. Oh, sono veramente pentita di avervi dato confidenza. Se solo aveste sentito stima nei confronti del nostro amore, prima di ogni altro passo inconsulto avreste dovuto chiedere a me la veridicità di tutto ciò che avete affermato. E che cosa avrebbe risposto Virginia? Beh? Quello che avrebbe risposto lo avreste saputo se vi foste comportato da gentiluomo e non da quel volgare maestro di calligrafia quale siete. Uscite! È la seconda volta che mi mettete alla porta. Non vi consiglierei di aspettare la terza. I volgari maestri di calligrafia non hanno tempo da perdere con le mosche bianche come voi. Cavarappa non è figo! Ma che c'è? Che è caldo! Ma che cade nel mese di gennaio? E io ho caldo a gennaio, va bene? Che caldo che fa ragione! Caldo! Voi, ma che avete fatto? State senza scarpe e senza cappello. Scusate, per una distrazione l'ho dimenticato il vino. Ma voi vi dimenticate di scarpe da casa mia. Prendete che dice. Grazie. Dimentichi gli scarpe da casa. Mettete le scarpe. Che indecenza che state facendo. Questo è obbligato, lei. Scusate, signor Barone, ho trovato questo ritratto, ma di chi è? Voi? Ma che sei mia moglie? Ma quando mai? Ma chi mia moglie? Questa è la mia mamma. Ma Leonardo! Che siamo un'anima di my wife! Ma tu sei mio figlio? Ehi! Fatemi pure. Sì che lo voglio in cielo che io
lasciai alla vecchia Caterina. Sì, Caterina, la badante che mi ha cresciuto. E tu Papà. aspetta, Sì, aspetta, ti chiama Pappaniello? sì, ma gli amici però mi chiamano Sciosciamocca. Figlio mio, ti ho trovato! Vieni fra le mie braccia, vieni a papà, vieni. Vieni, levati da bocca e poi. Finalmente ti ho trovato. Mamma mia, che felicità, però non sono più quel padre pezzente che era una volta. No, no. Adesso io sono ricco e sono barone. Corrito! Sono uscito tutti a numero dell'incendio, sulla ruota di Napoli e ho vinto! Che cosa sono stati i numeri? Quali sono stati? 8, 17, 26, 46 e 90, tutto quanto per Napoli. Sì signore, tutto quanto, sono uscito tutto quanto sulla ruota di Napoli. E pure io ho vinto pure io! 5 lì! Signor Barone, dicevate che io e mia sorella davamo fastidio alla vostra casa, eravamo di sonore. Ma adesso gli leveremo il fastidio. No, aspetta, venite qua. Io adesso per la gioia che ho trovato mio figlio, non voglio dimenticare queste scemità della ricchezza, della baronia, queste cose di stremete. Mi voglio ricordare solo di quelle che sono state, perciò sarete sempre il mio onore, venite sempre nella mia casa. E viva il barone! Vi devo dare una bella notizia. Don Felice mi ha chiesto in sposa. E molto presto saremo marito e moglie. Mamma, ma che dici? Ma che stai dicendo? Ma tu veramente, ma tu vuoi sposare la marchesa sotto? Non vedo l'ora. Prima però bisogna celebrare il mio matrimonio con il marchesino. Giusto. Il nostro matrimonio deciso prima. Sì, ma perché non possiamo fare tutti e due i matrimoni insieme? Sì, fatelo tutti e due insieme. Giusto, ha detto bene, ma una sola festa. Una grande festa! Sì. Anzi, una festa memorabile! E possono iniziare già da adesso i festeggiamenti! È una sorpresa, dai. Bravo. Achille! Siamo sotto. Aspetta! Pronto, eccellenza? Siete pronta? Michela, dammi una mano. Perché che Come vedrai! bella. La marchesa, la baronessa. Sediamoci. Ah già, sit down, please. Sit down. Cucinello, togli anche queste cose qua. Togli queste cose. Bravo, mettila sopra. Sit down, please. Sit down. Signore e signori, per onorare gli ospiti prima di andare a tavola, la signora baronessa offre a voi alcune fotografie sorprendenti e suggestive. Grazie. Prego. Signora, a voi, Amore e Psiche, interpretato da celebri fantasista dell'arte plastica, il Duo Venturi. Guarda la conosco. La conosce? Andiamo avanti. Seconda fotografia. Il ratto delle Sabine, sempre interpretato dal Duo Venturi. Non è potente! Ti si conosce. Ma sono. Aspettate. Terza fotografia. Adamo ed Eva col serpente ventatore, il Duo Venturi. Questo è un imbroglio, è una contraffazione! Ma non ce ne mamma! Ultima fotografia. Il Fakiro, presentato da Michela Scimillo, alias la duchessa Fam Stacca. E nel cornulo. È una trappola, non è vero niente! Non è vero niente! Ma chi l'avete finito? Togliete tutto! Insomma.
Ma che cos'è questa cosa che io ho visto qua adesso? Ma che cos'è? Spiegate. Spiego tutto io. Tu sei un pazzo. La fissazione che tiene per la nobiltà ti ha fatta sciamolì. E io per mascherare tutte cose ti ho voluto far illuminare dall'occhio della scienza la fotografia. Ma io non ho capito niente. Come? Chi sono questi? Signor Barone, questi qua davanti a voi non sono altro che 3 imbroglioni disgraziati, 3 fedeli, i quali fino a un mese fa si esibivano alla fiera di Castellammare, da Gennarino Pasteffaggio. Ah, Gennarino Pasteffaggio, questo è uno solo ciariello che poi sarà avuto un barraccone a Castellammare. Ah, e questi sono 3 saltimbanchi. E come vi siete permessa di venire in casa mia, di umiliarmi che voi siete 3 saltimbanchi? Ma io dovrei farvi bastonare dai miei servi. Vado a prendere il bastone. Aspetta. Chissà se poteva pigliare un bastone. Ho detto dovrei. Gerundio. Aspetta. Dovrei, ma non posso. Perché chissà mio figlio se vuoi sposare questa questa donna, questa. Meno male. Insomma. E non se ne pentirà perché sa può farlo felice. Papà! Vabbè, ma qua papà, levate la mia, insomma. Papà! Ma insomma, ma tu veramente ti vuoi sposare questa donna? Ci sta consiglio di famiglia. Veramente ti vuoi sposare questa? Quella è una donna che tiene un figlio della tua età. E insomma, alla quale che poi tu da un passato, diciamo, quello che è qua, sopra questa cosa, insomma. E poi, insomma. E poi tu ci devi dare il tuo onomastico. È vero? Lo vedi, tu? Sì, perché è una grande artista. Grande artista? Sì. Che facciamo? Allora, tu dici che sei una grande artista. La trovano un po' di tamburo e cinque, cacciamo. E allora io non mi appongo. Un momento. Signorina Virginia, e parlare. Signor Barone, voi come al solito non avete capito proprio niente. Questo è un puntiglio d'amore fra la signorina Virginia e il vostro figlio. I ragazzi si amano e si vogliono sposare. Questa è la verità. Perdonate, è vero che mi ha... Sì. E papà, ho scelto di sposare Virginia perché io l'amo troppo. E tu? Aveva ragione Pulcinella. E allora, figli miei, se voi vi volete bene questa è la verità, il cielo vi benedice e io non mi appongo. Sposato. Grande festa ci sarà per questo matrimonio, una grandissima festa. Sì, ci saranno balli in maschera. Sentite. Poi ci saranno cene diurne e notturne, mangiamo sempre, 24 ore su 24. Bellissimo. Facciamo viaggi, gita panoramica, bella, e poi sento che fuochi a mare. E alla fine, scusate, ma c'è una soddisfazione. Sì, voglio fare una grande lotteria con premio sicuro in denaro per tutti. Isola Gianielli di Napoli. Viva il barone! Vabbè, basta, vi perdono. Sarete anche voi con noi, mangiate, abbuffate, anche voi. Però. Dovete esibirvi dei vostri numeri dei quadricolati. Sì, sicuro. Signor Barone. Signor Barone. C'è. Andrea. Darling. Ballia.
sociale. Quest'inverno siamo stati in giro per le scuole per fare delle iniziative per la prevenzione sul bullismo e il cyberbullismo. Abbiamo fatto un mese fa uno screening sul tumore alla tiroide con più di 60 visite gratuite. Riprenderemo ad ottobre sullo screening al tumore al seno. Scusate per le emozioni, però i ragazzi sono stati bravissimi. Veramente complimenti ancora. Abbiamo collaborato anche quest'inverno, hanno partecipato alla rassegna teatrale che si tiene a Monte di Procida ogni anno e loro hanno partecipato con 3 pecore viziose e sono stati anche lì bravissimi. Approfitto quindi per fare un applauso e li chiamerò ad uno, mi raccomando, accoglieteli con un grande applauso. Allora, la duchessa Fam Stacca Rosanna Perone. Anna Chiara Lungeli. Carluccia Cameriera Rosanna Perone. Achille Maggiordomo Lorenzo Lozzi. Michele Pompiere Giovanni Calannante. Silvia Serena di Michele Donata Sposato. Alberto Marchesino Zoccola Gino Costagliola. Don Felice Scioscia Mocca Alfonso Di Meo. Dulcinella Giustino Sozio. Marchesa Coppola Antonietta Coppola. Virginia Serena del Sole. Geccia sua moglie e madre di Virginia Anna Padalano. Barone Andrea ex Ciabattino Luigi del Sole. Voglio ringraziare anche la signora Monica Carannante, che facciamo parte della sua associazione culturale, è molto interessata sul territorio, ai giovani e a tutti i problemi che possono sussistere. Vi ricordiamo sempre, ringraziamo sempre questa bella rassegna che speriamo che portiamo un po' avanti, perché è una rassegna che io credo che dà lustro anche al nostro paese, quindi con piacere ho sempre partecipato. Poi voglio dire 2 parole sulla commedia che ho scelto. Per me è una novità perché è stata, come avete visto, una commedia molto recitata, quindi per i ragazzi è stato un po' difficile prepararla, però credo che i ragazzi sono andati benissimo. Il premio migliore che abbiamo è il vostro applauso, perché ci dà veramente forza di continuare e capiamo che siamo una cosa sola, noi e voi pure. Grazie. Vorrei presentarvi anche la musica dal vivo che abbiamo avuto del nostro maestro Biagio Carannante. Grazie.